C'è un sito che tutti i milanesi conoscono. Prova a domandare in giro in dove la si trova la casa di riposo di musicisti del Verdi. È difficile trovare un quaidun che sa cosa risponde. Ma quanti di fatto sanno che si può andare dentro a visitarla? Eh sì, o andare a fare visita a un parente o una mese, oppure puoi andare dentro per di alter per andare a visitare la cripta in dove riposa il maestro con la sua seconda mie, Giuseppina Strepponi. Se invece si interessa a visitare l'ambiente, allora gavide andare a dare a una visita guidata, come ho fa me. Ecco, sono arrivato in Piazzale Bonarotti e lì, in mezzo alla piazza, c'è la statua del Verdi e la pare invitava ad andare a casa sua. Al maestro, che piaceva parlare di che la casa dei riposchi come la sua opera più se bella. E la Vorsù fa la costruire per i suoi collega meno infortunati e per chi le sta buono de me via un po' di danè in la vita. Verdi l'era attentissimo ai problemi della società del suo tempo. Perché so, l'aveva avuto un librettista e a 82 anni l'ha deciso di far costruire la casa in questione. E il gadà l'incarico di costruirla all'architetto Camillo Boito, insegnante a Brera e fratello maggiore del famoso librettista. La casa è stata inaugurata nel 1902, l'anno dopo la sua morte. Il maestro l'aveva dato anche istruzioni precise del suo testamento in merito alla sua sepoltura e al funerale. E soprattutto, il voleva minga vese ringraziare per quel che l'aveva fatto. Quando era morto, la cripta l'era non amò finita e in sci in andata ai suoi indicazioni per quel che riguardava il funerale. Un cer, una croce, un prete e un cavallo. Possibilmente alla mattina presto o al tramonto, per cercare di dare il meno fastidio possibile alla popolazione. Ma le sta portata al cimitero monumentale, in dove da 2 anni la riposava la sua seconda mie. Quando han finito di mettere in pe la cripta, la cerimonia del trasferimento di due morti dal monumentale è stata decisamente diversa. Sul piazzale del cimitero monumentale si è radunato un mar di gente e Arturo Toscanini la dirigì e va pensiero. In che in circa 60 ospiti, con una età intorno ai 85-86 anni. L'è aperta a tutti i musicisti, sia italiani che stranieri, che hanno più di 65 anni di età e che hanno lavorato professionalmente in della musica. Ma guardiamo un po' un quai ambiente. La sala Toscanini è la sala in dove gli ospiti ricevono parenti e amici e in dove fanno l'animazione settimanale. In la sala araba invece ghindente i cimeli del Verdi, che è il pianoforte originale del maestro, che è l'unico che ven mai suonato in nessuno, per rispetto del proprietario. Ghinanca 2 mobili con intarsi in eben e avori, d'una da Ismael Pasha, quando il sera cumos alla rappresentazione della Ida quando andò via il teatro del Cairo in del 1871. La sala dei pranzi invece è quella della sua casa di Genova. Gli suoi iniziali G, V
sulla credenza e sui cadrec. Sul tavolo i disegni originali del boito con indicazione del ricover, sostituì poi dal Verdi col nome Cade Ripos. Nell'idea del maestro, questo doveva mica avere un posto in due spettate di morire, ma anzi, una ca in due si andava avanti a vivere con dignità. La cripta, appunto, l'è stata decorata in oro e lapislazzuli sul disegno del Pogliaghi e l'è costata 28.000 lire domà per la decorazione. Podun vedere sulla sinistra il patriottismo con la bandiera e de parte la maschera della satira. Come dicevo, in la cripta che è la tomba del Verdi e della Strepponi e per vorè della regina Margherita l'è stata inserita una targa per ricordare la prima famiglia del maestro. L'ultima fotografia è il ritratto ufficiale del Verdi, opera del Boldini. Nel 1993, dopo il successo del Falstaff, il pittore l'ha regalato il quadro che al maestro. Perché, come me, le più un giovinotto, questo è il quadro che hanno adoperato per stampare l'immagine del maestro sul biglietto di 1000 francs d'un quai anni fa. Speri di aver riuscito a far venire un po' di interesse.